Supporto quest'anno per il Coffee Show Latte Art di associazioni di categoria, rappresentanti di diversi settori che hanno molto a che fare con quello che di eccellente c'è nel territorio della provincia di Siracusa. Se ad esempio pensiamo all'agricoltura, ma non soltanto, quella tipica di questa zona, quella fatta bene, quella da esportare, c'è un consorzio che è un consorzio anche di tutela e di promozione, il consorzio naturalmente siciliano rappresentato da Salvo Leone. Il consorzio è un consorzio di cooperative che si occupa della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, ha 11 cooperative, centinaia di soci e migliaia di produttori associati alle cooperative. Oggi noi siamo presenti in diversi paesi europei e siamo presenti nella maggior parte della grande distribuzione italiana. Vendiamo un po' tutti i prodotti ortofrutticoli siciliani, abbiamo 7 stabilimenti divisi un po' nelle diverse parti della Sicilia e siamo dei partner, almeno fino adesso lo siamo stati considerati, dei partner affidabili della grande distribuzione. L'obiettivo del consorzio è quello di associare sul territorio altre cooperative in maniera tale quindi da poter soddisfare ancora di più una domanda sempre più esigente, non solo dal punto di vista qualitativo ma dal punto di vista quantitativo. Oggi noi non conosciamo una crisi e abbiamo invece al contrario bisogno sempre più di associare nuove cooperative e nuovi produttori per soddisfare la nostra clientela. Quindi si può dire, semplificando forse in maniera estrema, che la qualità è la chiave di lettura giusta per uscire dalla crisi economica. La qualità e la professionalità, occorre sia produrre dei prodotti di qualità, bisogna comunque saperli produrre nel momento in cui il mercato li richiede e bisogna produrli con le caratteristiche tecniche in termini di garanzie, di tutela, salubrità dei consumatori.